Intanto buongiorno, si sente? Ringrazio intanto per l'ospitalità graditissima, ringrazio Simonetta dell'invito, anche se l'argomento mio è un argomento abbastanza mirato, ma poi sentendo questa mattina la sindaca e la sua passione poi mi ha ricordato tantissime cose che poi adesso nella mia relazione ricorderò. Io sono Alberto Brandin, ho 65 anni e quindi da poco tempo ne sono andato anche in pensione, effetto della signora ministra e quindi era opportuno andarsene. Comunque continuo la mia attività come consulente, ho fatto per tantissimi anni amministratore di una casa di cura importante a Mestre di Policlinico San Marco e poi ho avuto la possibilità e la fortuna di gestire una importantissima, con esito molto felice, sperimentazione gestionale in sanità che è stato l'ospedale di Motta di Livenza. Quindi io vi parlerò anche di questo. Ho fatto poi per altri 15 anni, per questo mi ricordavo dell'ospedale di Lamon, il direttore generale dell'Associazione delle Case di Cura del Veneto e quindi conosco un po' tutta la filosofia dell'associazione nostra e del mondo della sanità, in modo particolare pubblico-privato. Ecco, io avevo preparato una piccola relazione che poi rimarrà qua agli atti, dove parlavo del sistema sanitario nostro, che è fondato da un sistema ospedaliero molto capillare, importantissimo, che è stato per tantissimi anni un modello seguito poi a livello non solo nazionale, ma addirittura copiato da molti paesi della comunità europea. È un sistema che ha dato una risposta non solo sanitaria, ma sociosanitaria, ed è stata la prima regione che si è data, già con il primo piano sanitario, si è data nell'85 un programma di riconversione e chiusura di ospedali che non avessero una effettiva esigenza sul territorio. E mi ricordo proprio nell'85 quando si parlò dell'ospedale di Lamon. Io conoscevo il paese perché passavo ogni tanto di qua con i miei genitori, andavo a Fiera di Primiero, come tanti mestrini andavano a Fiera di Primiero, e vedevo scritto Lamon. E poi quando ho saputo, e quando nell'età maggiore che ho avuto la possibilità di gestire anche queste cose, sentire parlare dell'ospedale di Lamon mi sembrava una cosa, ma lì sopra come può esserci un ospedale? In effetti c'era un ospedale per acuti con chirurgia, ostetricia e medicina, con mi pare anche con servizi di radiodiagnostica, mi pare che papà era radiologo, era di Galan, mi pare, radiologo. No, non ricordo. Il papà radiologo di Galan ha esercitato qui a Lamon. Il papà di Galan? Sì. Non lo sapevo. Adesso lo so. E siccome volevo parlarti di questa ricostruzione e riconversione della rete ospedaliera del Veneto, nell'85 l'ospedale di Lamon perse proprio una battaglia nei confronti della casa di cura Bellati e venne riconvertito proprio in struttura riabilitativa. E ricordo che ci furono in Consiglio regionale proprio delle battaglie abbastanza accese, perché già in quel momento parlare di pubblico e privato era veramente un'eresia. E vinse proprio per la evidentemente qualità dei servizi o meno la casa di cura Bellati, che poi ebbe un esito molto negativo perché dopo tanti anni ritornò, cioè fu acquistata dall'ospedale pubblico e quindi andò in gestione diretta come attualmente è. Ecco, quindi questa è stata un po' l'epopea. Tanto per darvi un ordine di grandezza, dall'85 al 2012 sono stati chiusi nel Veneto 44 ospedali. Quindi è stata veramente una riconversione da lacrime e sangue, perché in effetti si chiusero, e non è ancora finita perché il recente piano sanitario regionale prevederà la chiusura di altri 4 ospedali pubblici, quindi evidentemente il Veneto... Come? Da quale punto? No, penso di no. Cioè, siccome è in costruzione l'ospedale dei Colli a Padova, dovrebbero chiudere
Este, l'ospedale di Este di Montagnana, e ridurre moltissimo Monselice. Poi dovrebbe esserci una grande battaglia su Portoviro e Adria, ma lì adesso non so come andrà a finire. Verona lì che hanno tutti gli ospedali. Ecco, il problema è questo, come diceva la sindaca questa mattina, il problema è che noi abbiamo una bellissima rete ospedaliera che però è molto a macchia di leopardo, che è molto concentrata su Padova, Venezia e Verona e ha delle lacune su altre situazioni territoriali, e quindi evidentemente questi squilibri, cara Simonetta, forse dovremmo un po' ripensare. Ecco, però io vi parlo un attimo, sorvolo un po' su tante altre cose, volevo solamente darvi una misura di quanto è la presenza del privato nel Veneto, che è un privato molto qualificato. Il privato nel Veneto rappresenta solamente il 16% dei posti letto globali, mentre una media nazionale ha il 29% di privati e il restante pubblici. Un altro elemento, nel Lazio la presenza del privato del 41%, in Campania la presenza del 37%, in Sicilia del 29%. Quindi vuol dire che c'è uno squilibrio rispetto a noi. Quindi noi in questa fase siamo stati anche in tutte queste legislature regionali molto virtuosi, perché in effetti abbiamo ridotto la percentuale del tasso di ospedalità per 1000 abitanti a quanto il Ministero della Salute prevede, ed è riconfermato nel Patto della Salute. Ecco, voglio solamente dire che il privato assorbe il 5-6% della spesa globale della sanità, che nel Veneto è di 7 miliardi e 400 milioni, pari a quasi il 70% del bilancio regionale. Tanto per dirvi cosa muove la sanità del Veneto. Come? È 8,100 adesso. Ecco, 8,100 sì, perché ci sono stato un adeguamento, esatto. No, avevo dati. Ecco, poi ecco, il piano ha premiato, una volta parlo velocemente di Monte Livenza, perché mi interesserà alla sindaca, ha premiato con il piano sanitario regionale 4 strutture private, elevandole a rango di ospedali pubblici a tutti gli effetti, mantenendo lo stato giuridico di privato, che sono un ospedale importantissimo di Verona di Negrara, che è retto dai religiosi, più la struttura la casa di cura di Abano Terme, che svolge un ruolo importante nel settore bacino termale, e la casa di cura peschiera del Garda, che ha tutto il bacino del Garda. Un'altra struttura altrettanto importante, che è la casa di cura Monaster, ha chiesto di diventare presidio, e credo che nella prossima legislatura dovrà essere affrontato questo problema. Ma vi parlo di Motta di Livenza. Motta di Livenza era un ospedale destinato alla chiusura. Nel 2002 hanno fatto un bando per la costituzione di una società pubblico-privato. A questo bando ha partecipato la casa di cura di Abano Terme, si è aggiudicata il bando, e qua hanno costituito una società pubblico-privato con la presenza poi del sindaco, che ha versato una quota pari all'1% del capitale e che è stato di determinata importanza all'interno della struttura. L'ospedale è diventato, mi dispiace perché avevo delle slide interessanti, è un ospedale che in apertura, quando l'ho preso in mano nel 2003, aveva una perdita di circa 1.150.000 euro, e dal 2004 ha cominciato progressivamente ad avere dei risultati positivi, fino a raggiungere nel 2009 un fatturato di 25 milioni con un utile lordo di 3 milioni e 9. Quindi anche questo è stato un successo per una cittadina come Motta di Livenza, che ha 9.000 abitanti, che ha portato nell'economia del territorio risultati abbastanza importanti, anche perché nel frattempo dal 2002 cominciava la crisi, come abbiamo visto questa mattina, e quelle aree commerciali, perché le aree industriali andavano tutte in crisi, ed è diventato, quando io me ne sono andato, era diventata la prima industria del territorio. Quando arrivai in ospedale c'erano 65 dipendenti, che erano gran parte provenienti da Treviso, e quindi alla sera se ne ritornavano a Treviso. Nel 2009, quando me ne sono andato, i dipendenti erano 243,
che suddivisi soprattutto con figure professionali importanti, medici, infermieri, tecnici, logopedisti, terapisti, perché la struttura ha avuto uno sviluppo nell'ambito della riabilitazione dei gravi cerebrolesi e della riabilitazione delle gravi patologie cardiologiche. Quindi scusate che vado molto veloce, però ecco il risultato è in questi termini. Ecco, la Simonetta mi ha conosciuto soprattutto in un evento un po' poco edificante nel 2010, quando c'è stata l'alluvione, e quindi ci siamo trovati a Monte Vivenza. Si è appassionata anche a questo caso e quindi mi ha sempre citato, perché evidentemente avevamo fatto un bellissimo lavoro. All'interno di questa struttura abbiamo sviluppato tutta una serie di progetti importantissimi, tanto che Motta di Livenza è diventata un caso di studio che addirittura si è interessata a Bocconi, all'Università Federico II di Napoli, l'Agenas, che è l'agenzia nazionale che ci ha citato come esempio di gestione pubblico-privato, e questo è stato un pochettino il percorso di questa struttura. Quello che ecco, io sollecito alla Simonetta ogni tanto, perché i rapporti, ormai visto che sono in pensione faccio altre cose che mi stanno molto a cuore, è la definizione di questo tipo di strutture, perché Motta di Livenza dal 2001 rimane ancora sperimentazione gestionale. Non si può capire, dopo questi successi la legislatura non è riuscita ancora a definire la posizione giuridica di queste strutture. Ne parlavo prima con un amico, lo stesso vale per le altre, perché nel Veneto ne abbiamo altre 4, Cortina è passata a una norma in Consiglio regionale che la riporta tutta in gestione pubblica, perché non ha dato, secondo il Consiglio regionale, i risultati sperati, ed è rimasta in piedi solamente Motta di Livenza e un'altra sperimentazione del tutto diversa di Carzere, che evidentemente rimane lì da 2 anni, depositata un progetto di legge della Giunta regionale, e non riescono ad uscirne. Perché? Perché il socio privato con questi ottimi risultati chiede una uscita eventualmente molto, molto importante. Quindi in Consiglio qualcuno, soprattutto in questo momento delle opposizioni, soprattutto del PD, dice: ma scusate, se ha funzionato perché non dobbiamo trovare un altro sistema di regolamentazione di queste strutture? E qui si innesca tutto il discorso, che credo che qualcuno poi parlerà dopo, delle partecipate, perché se le partecipate sono un costo, come abbiamo sentito questa mattina, ma ci sono certe partecipate che in effetti hanno degli ottimi risultati, perché su un bilancio che determina un utile di questo genere il 70% ritorna all'unità sanitaria locale, che è ente pubblico, ma ritorna poi anche in tasse, perché siccome la struttura è una struttura privata del tutto, paga ulteriormente IRPEF, IRAP, e in più paga anche ristori al comune in termini di IMU e di tasse. Grazie per la